24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Auditorium della Gran Guardia gremito, e tra i numerosi applausi il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha lanciato la volata per le elezioni amministrative dell'amico Flavio Tosi. E i due chiamano a raccolta gli elettori veronesi e veneti, facendo leva ancora una volta sull'obiettivo del federalismo. E proprio il federalismo è stato l'argomento principale del convegno organizzato dalla Lega Nord in Gran Guardia. Questo governo ha dato prova del fatto che non crede nel federalismo. Risanare un debito pubblico da 1.900 miliardi di euro non si fa rincorrendo i tassisti in giro per l'Italia, lo si fa imponendo il federalismo a quelle cicale che in giro per l'Italia continuano a sprecare e vivere con i nostri soldi. L'aspetto più pesante è la cosiddetta manovra Salva Italia, che purtroppo è già stata approvata, che impone una tassazione inaudita, che quando i cittadini arriverà da pagare la tassazione sugli immobili purtroppo si renderanno conto di cos'è la manovra Salva Italia, e quello sì è una mazzata contro il federalismo. Ovviamente si è parlato anche delle prossime elezioni amministrative di maggio, con qualche commento anche sulla lista Tosi. Flavio è un nostro militante, un militante storico, noi siamo qui fino a prova contraria a sostenere una corsa che non sarà una corsa facile, ma abbiamo un buon candidato e sicuramente vinceremo anche questa battaglia. Ma guardi, io spero che poi una soluzione la si trovi, c'è già una disponibilità che è quella di correre la lista Lega e alcune liste civiche, e dopodiché rispetto alla lista personale io immagino che si troverà una soluzione. Da diverse settimane è partita l'operazione Trasparenza della Polizia Municipale di Padova. Si tratta di una campagna informativa che vede il comando dei vigili comunicare preventivamente ai cittadini su quali strade verranno effettuati i controlli della velocità. L'effetto che il Comune vuole ottenere non è quello di aumentare gli introiti derivati dalle multe, ma invece si intende far crescere la sicurezza sulle strade. Da qualche mese pubblichiamo sul nostro sito e diamo anche notizia ai media dei servizi che vengono effettuati con i telelaser mobili, proprio perché è nostra intenzione non fare cassa, ma informare gli automobilisti di usare la massima prudenza, non solo per evitare le sanzioni, ma soprattutto per diminuire la sinistrosità. In progetto c'è anche l'intenzione di aumentare la presenza di rilevatori fissi, soprattutto nelle strade a scorrimento veloce. Tutte queste operazioni, secondo gli ultimi dati, sembrano funzionare anche con l'aiuto della buona disciplina di automobilisti e motociclisti. Nascono in Italia da genitori stranieri, frequentano le scuole con i bambini italiani, mangiano gli stessi cibi, si divertono con gli stessi giochi, ma non sono considerati italiani. Questo accade ai figli degli immigrati, che solo una volta maggiorenni, attraverso un lungo iter burocratico, possono richiedere e quindi ottenere la cittadinanza. I bambini tra di loro, già negli asili nidi fuori, sono già coetanei, sono già amici, non riconoscono il colore della pelle. Quindi i bambini è giusto che vengano trattati a pari passo, ugualmente come già loro da partenza in partenza si stanno considerando, uguali come gli altri. Nel rispetto del pluralismo e del principio dell'uguaglianza tra le persone stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, i sindacati uniti si sono fatti portavoce dei diritti dei figli degli immigrati. E questo è un atto di civiltà, un atto che poi ci porta in Europa, perché su questo punto di vista noi siamo più indietro degli altri, molto più indietro, ed è anche un'esigenza che abbiamo. Anticipando la giornata internazionale delle malattie rare, che si celebrerà come ormai di consueto da 5 anni a questa parte l'ultimo giorno del mese di febbraio, si è tenuto a Padova il simposio Rari ma Forti Insieme,
organizzato da Uniamo, la Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, che raccoglie un centinaio di organizzazioni dedite ai malati affetti da patologie rare e al sostegno dei loro familiari. In generale le malattie rare sono, si stima, comprese tra 6.000 e 8.000, quindi moltissime, eterogenee per organi e apparati colpiti, per fasce di età delle persone interessate. Un problema tutt'altro che di nicchia, dato che complessivamente coinvolge moltissime persone, circa 20.000 in Veneto. I carabinieri della Compagnia di Verona hanno arrestato un 17enne che, non avvedendosi dell'arrivo di una pattuglia di militari dell'Arma, stava facendo l'autostop per recarsi da Verona in un paesino dell'Interland. I militari dell'Arma, che già conoscevano il giovane, si sono fermati e hanno proceduto a un'accurata perquisizione, rinvenendo alcune dosi di marijuana. Il giovane, i cui genitori già in passato si erano rivolti al servizio per le dipendenze per farlo seguire, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il centro di prima accoglienza di Treviso. Fiat sposa la Lumberjack, il debutto del nuovo pick-up Fiat Strada riserva una sorpresa, la nuova collaborazione tra Fiat Professional e lo storico marchio di calzature e abbigliamento outdoor, insieme concretezza e robustezza, tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.